Buona giornata, siamo in sede esterna come potete vedere per la conduzione di questo nostro TG sportivo. Quest'oggi siamo alla Ghirada e non è una scelta a caso, insomma quello che vedete alle mie spalle è il campo dove si allenerà anche la formazione, la nazionale maggiore dell'Inghilterra, e quindi un campo che diventerà importante tra una settimana, un paio di settimane, dal 22 di luglio qui si allenerà appunto l'Inghilterra per preparare i propri mondiali. Adesso si stanno allenando ancora i ragazzi del Benetton e naturalmente stanno affinando e stanno preparando la loro stagione che sta per iniziare. È un Benetton che ha scoperto proprio in queste ore che inizierà il suo campionato, la prima in casa il 28 di settembre contro Leinster, contro i campioni in carica, quindi sarà un inizio molto duro, poi Ospreys e altre formazioni piuttosto impegnative in trasferta in Sudafrica nel mese di maggio, e poi naturalmente il Pro 14 si snoderà per tutta la stagione, una stagione importante. Andiamo con le altre notizie, poi ritorneremo con il rugby, con l'intervista che abbiamo realizzato anche ad uno dei permit player, uno dei giocatori dei 21 che daranno una mano alla formazione trevigiana. Nella pallavolo, per quanto riguarda l'Under 20 femminile, bella Italia che dopo aver battuto il Brasile batte anche la Cina per 3-0 e oggi si chiude il girone affrontando la Russia. Si parla di calcio e parliamo di Coppa d'Africa. In finale arriva il Senegal dopo 17 anni che venerdì, domani sera alle 21, affronterà l'Algeria. Il calcio vive le fasi più importanti del calciomercato con Lukaku che è la pedina richiesta che costa 85 milioni, ora l'Inter comincia a rifletterci sul costo. D'Elite è alla Juventus e adesso Sarri deve sistemare la difesa. Il colpo del Napoli si aggira tra Icardi o James Rodriguez. Il Milan invece ricomincia da 3 nuove pedine che potrebbero essere Zaraccio, Praet e Demiral. Questo per quanto riguardava il calcio. Calcio che poi per quanto concerne le nostre formazioni vanno ad iniziare tutte quante dal prossimo lunedì con naturalmente i vari ritiri che cominceranno. Oggi parliamo con il primo dei permit, dei 21 permit e dei 21 prestiti, diciamo così, che ci sono qui al Benetton in virtù e in vista di questo campionato. Intanto ben arrivato. Grazie, è un onore per me poter far parte di questo gruppo e spero quest'anno di poter dare il meglio per questa squadra. Lo hanno detto sia il direttore sportivo Pavanello in conferenza stampa sia il presidente, insomma si chiede a questi permit di provarci innanzitutto e di dare tutto. Certamente spero che soprattutto subito dall'inizio ci sia delle possibilità da sfruttare e cercherò di coglierle al meglio. Facciamoci conoscere, che ruolo? Sono pilone destro, sono toscano e ho fatto la scorsa stagione al Petrarca e le scorse 2 in Accademia. E adesso sei qua, questa è una gran bella occasione, tu continuerai comunque il tuo campionato sul Petrarca, no? Certamente, e spero quest'anno che rispetto all'anno scorso riusciamo ad essere più concreti e a raggiungere l'obiettivo finale. Certo che questa occasione che il Benetton dà è un'occasione da prendere, da cercare di prendere. Certamente, e spero che tutte le occasioni che mi verranno date di sfruttarle al meglio e in un eventuale futuro di poter essere qua. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Questa è l'intervista che abbiamo effettuato e che abbiamo visto appunto con uno dei giovani appunto del Benetton. Come vi ho detto in apertura, alle nostre spalle proprio i ragazzi del Benetton che stanno uscendo dopo il loro allenamento. Su questo campo si allenerà la nazionale inglese, come vi dicevo in precedenza. E andiamo a ricordare gli altri argomenti per quanto riguarda questo nostro TG che oggi, vi dicevo, è stato condotto alla Ghirada di Treviso in sede esterna. Parliamo di ciclismo perché ieri sera a Pordenone, in sala consigliare del comune, è stata presentata la 18ª edizione della Tre Sere di Pordenone. Vediamo il nostro servizio. Presidente Fedriga, da Veneti che siamo in terra pordenonese, c'è la diatriba sulle sorgenti del Piave. Sono venete o sono friulane? Vabbè, ma sono
Sono italiane, abbiamo questa certezza, sono italiane. Non è che non mi appassionano, diciamo, queste diatribe. Io penso che oltretutto le nostre montagne sono spettacolari, quindi io penso che serve una collaborazione tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, non antagonismi sulle sorgenti o sul tiramisù. Ecco, penso sia utile collaborare per portare turismo, ricchezza e opportunità di crescita. Presidente, parliamo di ciclismo, questa 3 serie di Pordenone le ha detto che le è piaciuta. Non mi piace a me iniziative di questo tipo perché intanto i successi, ci sono campioni internazionali, ci sono premi a livello europeo, però quello che mi interessa è il modello che propongono. È un modello sano quello sportivo, è un modello di condivisione, di sacrificio, veniva detto di umiltà, di impegno, ed è il modello sociale che mi piacerebbe poter preservare, perché ho paura che ci stiamo andando verso una società individualista dove esiste uno schermo, esiste se stessi e c'è evitare a tutti i costi il sacrificio e le difficoltà. Le difficoltà fanno parte della vita, quindi noi dobbiamo preparare i nostri cittadini ad affrontarle, magari con successo. Lo sport fa questo. Chi racconta che le difficoltà possono sparire, che il dolore può essere annullato, racconta delle menzogne e crea degli individui deboli. Lo sport, il grande valore dello sport non è il successo atletico o la prestanza fisica, ma il modello di persona che crea, e quindi noi siamo vicini come regione proprio a tutte le società sportive che con grande forza, senza soldi, volontariamente si mettono a disposizione della propria comunità. So che non è la sede ideale, ma le hanno chiesto se arriva l'ombrello sul Bottecchia. E noi, guarda, io su quello siamo disponibili a fare un ragionamento. Secondo me dobbiamo essere molto concreti, sapendo che le risorse non sono infinite, quindi capire quante, visto che anche il Pordenone Calcio ovviamente cambiando di serie, andando in Serie B, non giocherà più qui, quindi capire quante presenze ci sono, perché io faccio volentieri gli investimenti, devono essere investimenti che servono ai cittadini, e quindi se ho presenze, ho una partecipazione consistente, la regione ci sarà al 100%, questo lo dico con chiarezza, però le risorse non sono di Federica, sono dei cittadini di Friuli-Venezia Giulia, quindi dobbiamo spenderle per quello che serve di più. La sua presenza qui alle 3 serie di Pordenone rappresenta anche un'importanza per la regione, una grande vetrina per tutta la regione. Sì, noi abbiamo come FVG Live, quindi con Promoturismo, voluto partecipare attivamente perché pensiamo che iniziative di questo spessore internazionale possano promuovere il nostro territorio, aiutare la conoscenza del Friuli-Venezia Giulia e quindi incentivare uno sviluppo dal punto di vista turistico di conoscenza del Friuli-Venezia Giulia stesso. Io tifo per l'autonomia del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, della Puglia e della Campania, perché penso che il modello autonomista sia un modello vincente. Andiamo adesso a Cortina per chiudere, dove domenica venetoglobe.com ha seguito in diretta streaming i campionati italiani di spinta per bob e skeleton. Ancora il nostro servizio. Siamo in compagnia di Simone Bertazzo, ormai un ex atleta, però dall'anno scorso è entrato in piena forza nella squadra degli allenatori che hanno seguito la nazionale italiana di bob. Allora Simone, in particolare tu ti sei focalizzato più sull'ambito giovanile e in particolare sulle donne. Sì, esatto, siamo partiti con questo progetto di ricostruire la squadra femminile, abbiamo trovato le possibili atlete e si sono rivelate subito buone. È stata una sorpresa positiva, anche perché messe a scendere su una pista in Norvegia, siamo partiti col monobob, non hanno mai avuto paura, anzi hanno preso confidenza col mezzo e hanno iniziato a divertirsi, e questo fa bene allo sport e fa bene anche alla Fisi, che ha finalmente di nuovo anche gli equipaggi femminili. Esatto, e soprattutto si è introdotto il monobob femminile, una nuova disciplina che ancora, è vero, ci sono stati gli OG e ha segnato medaglie, però ancora non fa parte di un vero e proprio campionato, una Coppa del Mondo. Quali sono le direttive in ambito internazionale di questa disciplina? Allora, questa disciplina è entrata di diritto alle Olimpiadi, quindi è olimpica. L'anno scorso è stata un po' un banco prova a vedere un po' come si poteva fare, se si poteva fare, e stiamo ancora aspettando che dicano effettivamente come sarà il circuito, però entrerà nel circuito ufficiale di Coppa del Mondo. E soprattutto con te non possiamo non farti una domanda. Tu sei stato uno dei pochi atleti italiani, purtroppo uno degli ultimi a scendere sulla pista Eugenio Monti, una pista che verrà riadattata ai nuovi standard di sicurezza, quindi le curve con dei cucchiai molto più pronunciate e quant'altro, ma non ti viene voglia di ritornare su questa pista magari tra 6 anni e mezzo?
Questa pista è stata la prima su cui sono sceso e per me è una delle piste più belle che c'è al mondo. Certamente quando la rifaranno qualche giro me lo farò, questo è chiaro, però sono veramente contento che questa pista riapra perché ha regalato un sacco di campioni e adesso finalmente si può ricostruire tutto il movimento e ci voleva proprio in Italia, perché senza piste purtroppo iniziava a diventare difficile, non tanto per i piloti già esistenti ma per costruire le nuove leve. Qua il bob è molto sentito, è veramente lo sport che tutti conoscono e ha regalato un sacco di campioni, come hai detto tu, da Monti a tutti gli altri grandi che sono stati. Anche il nostro Gunther Huber ha vinto i mondiali su questa pista e quindi è un bene proprio che sia tornata. Allora, in bocca al lupo intanto per la prossima stagione e speriamo di arrivare a Cortina con degli equipaggi che magari sono in grado di regalare grandi soddisfazioni, non diciamo quali. No, certamente adesso stiamo lavorando sodo e con i piedi per terra cercheremo e riusciremo a mettere in piedi gli equipaggi competitivi per l'evento che ci attende. E allora quest'oggi direttamente dai campi della Ghirada chiudiamo qui il nostro TG sportivo, vediamo l'appuntamento domani, sarà l'ultimo della settimana. Buona giornata.